Buongiorno, siamo a San Donà di Piave presso la società agricola Stringhetta. Qui c'è il titolare Mattia Stringhetta e siamo in mezzo a un campo di asparagi perché l'azienda produce prevalentemente asparagi. Ciao Mattia. Ciao. Di che asparagi stiamo parlando? Allora, questo sto parlando dell'asparago bianco, ok? Nella nostra azienda produciamo l'asparago bianco e il verde. E in più abbiamo anche vigneti e produciamo anche lo zafferano. Perfetto. Sull'asparago, le due tipologie di asparago, dove li collochi nel mercato? Allora, lo vendiamo noi a casa, nella nostra azienda, e questo è così, lo vendiamo qua nella nostra azienda. Quanta superficie ad asparago c'hai? Abbiamo 12.000 metri quadrati di superficie quadrati di asparago e metà è bianco e l'altra metà è verde. Mi dicevi che sull'asparago verde avevi avuto dei problemi per quanto riguarda le basse temperature? Sì, ci sono state 2 giornate che abbiamo preso delle gelate e abbiamo perso tutto il raccolto del verde. E adesso in questi giorni per fortuna siamo riusciti a recuperare. Un ritardo di quanti giorni? Di 10 giorni. Una decina di giorni di ritardo. La tua azienda, dicevi, produce anche altre produzioni? Abbiamo altre produzioni, dall'anno scorso abbiamo cominciato a produrre con le nostre bottiglie di vino e il glera spumante, il rosato spumante e il pinot nero. E in più abbiamo anche lo zafferano. È una nostra coltivazione abbiamo cominciato a coltivare 3 anni fa e nel mese di ottobre e novembre facciamo le nostre raccolte dello zafferano. Che utilizzo ne fai dello zafferano? Allora il nostro zafferano lo mettiamo su dei nostri vasetti e può essere utilizzato per fare vari risotti o sulle carni o su tante cose. Inoltre so che sei certificato anche come PPL. Sì, sono certificato anche come piccole produzioni locali, la PPL. Certificazione della Regione Veneto. Bene Mattia, ti ringraziamo e buon lavoro. Grazie a voi. Buongiorno, siamo con Loredana, l'altra seconda socia della società agricola Stringhetta. Eravamo in campo con Mattia e dal campo direttamente nella sala polifunzionale per la lavorazione dell'asparago. L'asparago è appena arrivato dal campo e adesso, signora Loredana. Allora, arrivano le casse dal campo, facciamo un prelavaggio fuori, poi noi mettiamo gli asparagi in un altro ammollo. Io in questo momento faccio una scelta. Diciamo che questo è vendibile, li scelgo anche tramite lunghezza, perché per esempio questo è corto, faccio un'altra selezione, poi ci sono gli asparagi, quelli più fini, che vengono posti ancora per un'altra selezione, per un'altra misura. Ci sono 3 misure in poche parole da dividere e fare il mazzo che viene messo in posizione in questa maniera. Facciamo un po' di scelta nel più nel meno. Questa è la misura, si chiude, si mette l'elastico sia in punta che al termine dell'asparago. Facciamo un taglio, i pezzi dovrebbero scendere nel bidone, poi noi facciamo una pesatura che dovrebbe essere di 1 chilo più o meno. Gli diamo un'altra risciacquata sotto l'acqua e lo depositiamo su queste casse da cui poi tramite ordinazione o gente che viene al momento noi vendiamo gli asparagi di giornata. Per la sera noi di mele non abbiamo più niente. Benissimo, quindi nel vero senso della parola, dal campo alla tavola. Esatto. Grazie Loredana. Grazie.
Sono con Matteo Boso presso l'azienda Via Antonio Eraclea. Questa mattina è stato fatto un incontro, un webinar con parecchi ospiti. Abbiamo parlato di transizione ecologica e allevamenti zootecnici. Matteo, di cosa abbiamo parlato e quali sono i punti che sono stati toccati? Sì, buongiorno a tutti. L'incontro di oggi è stato veramente molto interessante, è stato un incontro di altissimo livello anche per gli ospiti che erano presenti. Il tema trattato principale è stato quello della transizione ecologica, di quello che è il contributo che noi come allevatori e agricoltori possiamo dare a questo processo, soprattutto anche di quello che è stato fatto fino adesso e dell'importanza di efficientare determinati processi per essere meno impattanti nell'ambiente. Il quadro che ne è uscito è comunque una situazione che è molto meno complicata di quella che comunemente viene descritta e quindi con affermazioni e dimostrazioni scientifiche abbiamo dimostrato quanto spesso ci siano troppe fake news che condannano un po' troppo quello che è il nostro settore. Buongiorno, grazie, ringrazio la CIA tutta per aver organizzato questo evento. Permettetemi di ringraziare in particolar modo una figura della CIA Venezia, Pasquale Compagnin, perché da allevatore devo per forza fare questo ringraziamento per il lavoro che ha svolto in questi anni e che continua a svolgere a supporto delle aziende agricole per riuscire a districarsi in tantissime norme e burocrazia. Ci ha permesso anche di poter utilizzare gli strumenti per andare incontro a quella che è la transizione ecologica. Quindi grazie Pasquale. Sono felice che sia stato organizzato nel mio ufficio l'evento, l'azienda agricola che gestisco insieme a mia moglie Caterina, perché sono felice che siamo qua perché noi che abbiamo gli allevamenti non abbiamo nulla da nascondere, anzi abbiamo molto da far vedere e abbiamo molto da condividere. Siamo passati, come ho già detto in altre occasioni, da essere immaginati come allevatori e agricoltori, come delle figure bucoliche che girano per l'aia con la forca in spalla e fanno il riposino nel fieno, a venire descritti adesso come degli inquinatori terribili, dei maltrattatori di animali. In realtà non siamo né l'una né l'altra cosa, siamo delle donne e degli uomini che hanno a cuore il loro lavoro, che hanno a cuore il territorio nel quale operano, che hanno, anche se a alcuni potrà sembrare paradossale, hanno molto amore verso gli animali che allevano. E il tema della transizione ecologica è un tema di estrema attualità adesso, se ne parla in tantissime occasioni, se ne parla nelle trasmissioni televisive, ne parlano i politici, ne parlano le istituzioni, ne parlano per fortuna anche i cittadini. C'è una sensibilità maggiore a questi temi, però io da allevatore e da agricoltore mi sento di dire che noi non ce ne occupiamo da oggi. Noi ce ne occupiamo da decenni e i risultati che sono stati ottenuti lo dimostrano. I dati che prima il professor Ronchi ha elencato, cioè noi impattiamo sull'ambiente come allevamenti intensivi per il 5%, l'abbiamo diminuito questo dato negli ultimi 50 anni del 50%. Le emissioni le abbiamo diminuite moltissimo, questo non vuol dire che abbiamo raggiunto un traguardo, sicuramente abbiamo ancora molta strada da fare, però il punto di partenza è più avanti rispetto ad altri. Come abbiamo fatto ad ottenere questi risultati? Sicuramente è stata citata prima la normativa nitrati, quindi la gestione di greflui, la possibilità che abbiamo avuto e che abbiamo fatto di coprire le vasche di stoccaggio dei reflui, delle buone pratiche agricole, quindi con l'interramento delle concimazioni naturali o anche quelle chimiche entro le 24 ore, in realtà lo facciamo anche molto, molto prima, hanno aiutato questi aspetti. Le ventole, che non so se riuscite a vedere qui dietro di me, che sono dei destratificatori che diminuiscono l'umidità che c'è all'interno della struttura, seccano molto quello che è la lettiera, quindi c'è poca ammoniaca che va in atmosfera e soprattutto anche minor volume di deiezioni, questo comporta anche questo un minore impatto ambientale. Un altro aspetto importante sicuramente è quello delle agroenergie. Abbiamo investito moltissimo per quanto riguarda il fotovoltaico, tantissime stalle sono coi tetti coperti di fotovoltaico, nella nostra azienda abbiamo 1 megawatt sopra i tetti, e gli impianti di biogas. Mi riferisco soprattutto agli impianti di biogas, quelli che vanno prevalentemente a reflui zootecnici e a sottoprodotti. Sono degli impianti un po' più piccoli, sono un ottimo esempio di quella che è un'economia circolare.
quindi impediscono al metano di andare in atmosfera, anzi viene utilizzato per far funzionare un motore per produrre energia elettrica. Spesso il calore che se ne ricava da questo processo viene poi utilizzato per riscaldare serre o per riscaldare ambienti. Anche questo è un contributo che abbiamo dato all'ambiente molto molto importante. Ci sono anche altri aspetti da valutare, sicuramente il risparmio idrico che abbiamo messo in campo investendo in pivot, in sistemi di irrigazione tecnologici, centraline meteo con delle sonde che ci dicono esattamente qual è l'umidità del terreno e quindi sapere quando bisogna irrigare e quanto bisogna irrigare. Questi sono alcuni degli aspetti che abbiamo messo in campo per ottenere questi risultati. Prima il professor Ronchi, per esempio, ha nominato anche la selezione genetica che è stata fatta sugli animali, non solo per quanto riguarda quelli, diciamo così, potenzialmente meno metalliferi, ma anche una selezione genetica per quanto riguarda le performance, è andata ad impattare meno sull'ambiente, perché degli animali che hanno un indice di conversione maggiore impattano meno. Cerco di spiegarmi in maniera abbastanza semplice. Se io a un animale do 10 kg di un alimento e quell'alimento per produrlo devo utilizzare un determinato suolo e comunque avrà un impatto sull'ambiente. Se quei 10 kg li do a un animale che incrementa 1 chilo al giorno, o se quei 10 kg li do a un animale che con quei 10 kg incrementa 1,5 kg, chiaramente quel chilo di carne sarà meno impattante sull'ambiente. Questo è un lavoro molto importante che è stato fatto. Abbiamo investito